Case di riposo, il governatore Zaia annuncia la volontà di attenzionare le strutture nonostante il loro carattere privato. Di IPAB saranno impiegati operatori dei CEOD per sostituire quelli in quarantena. La prossima settimana sarà una delle peggiori. L'intenzione del Presidente è quella di rinnovare le ordinanze restrittive in scadenza il 3 di aprile. Medici, infermieri, sanitari, l'ULSS 3 prosegue con il piano tamponi indicato dalla Regione per 1.300 persone sia dell'ospedale che del territorio. La quarantena imposta all'economia espone le aziende a diversi rischi. Oltre alla perdita di competitività si temono due eventualità che potrebbero mettere in pericolo il sistema economico veneto. Grafica Veneta produrrà altre 2 milioni di mascherine per i veneti, l'annuncio del titolare Franceschi che svela anche una richiesta di 500 milioni di pezzi arrivata dagli Stati Uniti. Ce l'ha fatta Nicolò Gasparini, 21enne di Meola, è riuscito a rientrare in Italia da Barcellona dove si trovava per il progetto Erasmus. La mamma, abbiate fiducia. L'idea di 3 giovani che hanno creato un portale gratuito per sostenere la cittadinanza ai tempi dell'emergenza. In 12 giorni registrato 1 milione di contatti. Eccoci, ben ritrovati, buonasera a tutti voi, come sempre in diretta, questa è l'edizione veneziana dei nostri notiziari. In apertura siamo già in grado di darvi i dati del nuovo bollettino emesso dall'azienda Zero davvero pochi minuti fa e li possiamo anche confrontare con quello di cui eravamo a disposizione nella giornata di oggi. Li potete vedere qui direttamente dal computer. Il totale dei casi con tampone positivo, quindi positivi al Covid-19 in Veneto, sono 8.100. I casi salgono di 170, quindi ci sono più 170 casi. Soggetti in isolamento domiciliare, quindi positivi, e i più contattati sono 20.000 nel Veneto. Questi sono i nuovi dati. Vedete che a Padova c'è un aumento di 57 unità, il cluster di Vo continua a stare a zero, dunque non ci sono nuovi casi nel cluster di Vo Euganeo, che ricorderete è stato il primo focolaio in Veneto. A Treviso 4 nuovi casi, 12 a Venezia, 36 a Verona, 32 a Vicenza, 27 a Belluno, 2 a Rovigo. Fuori dal Veneto, quindi domiciliati, 9 casi, 9 ancora in assegnazione. Scendiamo un attimo con i dati per darvi invece purtroppo il numero dei nuovi deceduti. Nella giornata di oggi a causa del Covid-19 sono morte 16 persone. E qui abbiamo la tabella, poi ovviamente nel corso della nostra edizione straordinaria riusciremo a darvi qualche dato in più. Vediamo se questi decessi afferiscono agli ospedali del Veneziano. Sì, c'è un decesso che è avvenuto presso l'ospedale di Milano e un altro decesso presso l'ospedale di Dolo. 2 decessi dunque in provincia di Venezia a causa del Covid-19. Sentiamo adesso subito le parole del governatore Zaia insieme all'assessore regionale Manuela Lanzarini. Il tema è quello delle case di riposo. Gli anziani sono le persone che stanno pagando il prezzo più alto per questa emergenza, soprattutto quelli ricoverati nelle case di riposo. Allora sentiamo subito il governatore che oggi in conferenza stampa si è occupato proprio di questo. Gli anziani delle case di riposo di tutta Italia stanno pagando il prezzo più alto in questa emergenza. Stiamo parlando di 200 strutture in Veneto, 32.000 ospiti. I dati che risalgono ormai a 3 giorni fa parlavano di 336 pazienti, 221 dipendenti positivi al Covid-19, 30 vittime, 11 nel Trevigiano. Un numero tragicamente salito con i 7 anziani deceduti ieri a Merlara, gli altri 8 a Villa Bartolomea nel Veronese. Strutture che non si possono fermare nonostante i contagi perché sono casa per tanti altri anziani veneti che stanno bene, ma che in queste ore stanno facendo i conti con una drastica riduzione di personale e l'assenza dei familiari. Siamo molto preoccupati e dobbiamo verificare fino in fondo che siano ben separati i percorsi, dobbiamo verificare fino in fondo e avere la garanzia che questi pazienti siano assolutamente isolati rispetto agli altri che non sono positivi. Dobbiamo essere certi della messa in sicurezza dei cittadini che ci lavorano dentro, fermo restando che la Regione lo fa volentieri, ci mancherebbe di più, ma che non passi l'idea che la mascherina che manca in una casa di riposo, che peraltro manca anche in ospedale, sia colpa della Regione. Che no. Noi le mandiamo le mascherine, quelle che abbiamo, ma voglio ricordare che non vietava a nessuno che le case di riposo si riempissero di magazzini di mascherine.
La Regione sta prendendo in mano anche questa situazione, nonostante il carattere privato delle strutture, in alcuni casi pubbliche, IPAB, oppure di proprietà comunale gestite dalle cooperative. Per ovviare alla carenza di personale nella cura degli anziani, la Regione sta valutando anche di impiegare il personale impiegato nei CEOD oppure i centri semiresidenziali, ad oggi chiusi per effetto del decreto. Stiamo ragionando se riusciamo appunto a far sì che le persone che oggi sono a casa perché i centri sono chiusi possano andare di supporto in quelle strutture che oggi sono in difficoltà, e penso che per la settimana prossima riusciremo ad avere qualcosa su questo. Intanto, per i malati sintomatici in cura a casa, la buona notizia è che il Veneto, su autorizzazione dell'AIFA, inizierà la somministrazione in via precoce dei farmaci sperimentali contro il Covid, una prima grande arma a nostra disposizione. Qual è la filosofia? È che quando hai sintomi influenzali, stabilito che è un corona, ti avviamo un'infusione, e qui devo ringraziare per la collaborazione alla rete dei medici di base, che va in questa direzione, cioè lo facciamo direttamente a domicilio, facendo in modo di limitare al massimo l'ospedalizzazione per quanto possibile. Allora, la prossima settimana sarà una delle peggiori. L'intenzione di Zaia è quella di continuare con le ordinanze restrittive ben oltre il 3 di aprile. Sentiamo. Oggi purtroppo dobbiamo dire che ognuno che si avvicina a noi può essere colui che ci manda in terapia intensiva. Dovete vederla così. Quando vedete una persona, vi do questa brutta suggestione, vedetevi già col tubo in bocca. Usa un'immagine volutamente forte il governatore Zaia, del resto il weekend sarà fondamentale per capire se ci sarà l'agognato punto di svolta previsto dai modelli matematici, quegli stessi modelli che per la prossima settimana prevedono un picco. La prossima settimana per noi sarà determinante, cioè sarà la settimana che ci darà la direzione. La prossima settimana, tutta la settimana ci darà una direzione ed è fondamentale che osservare con attenzione la prossima settimana. Per questo io vi prego di stare a casa questo fine settimana, anche perché questo ci aiuta a capire. Dopodiché la mia ordinanza, vi ricordo, è valida fino al 3 di aprile e cercherò di rinnovarla ancora. Già l'obiettivo è quello prorogare le ordinanze regionali restrittive in scadenza il 3 aprile, superando il veto introdotto dall'esecutivo nazionale sui provvedimenti delle regioni. Questo fine settimana farò in modo di rinnovare le restrizioni, se ci riesco, quindi proporrò e vedremo di capire col governo, visto considerato il DPCM ultimo fatto, di riproporre le restrizioni. Mi spiace per i veneti, ma io devo tutelare l'interesse e la salute dei veneti. Questa è la prospettiva nelle ore in cui il governo ha consentito la riapertura dei vivai. Io non la condivido sta roba, non la condivido. Cioè lo slogan deve essere meglio una primula o una terapia intensiva. Fate voi. Limitare gli spostamenti, l'imperativo, da qui il messaggio alle forze dell'ordine. Faccio appello ai prefetti e alle forze dell'ordine di essere assolutamente ferrei. Vi ricordo che non c'è più il tema del penale, adesso sta diventando un problema pecuniario. Un consiglio arriva anche agli anziani che usufruiscono delle consegne a domicilio. Ma se vi fate portare la spesa, come lo dico ai miei genitori, ve la dovete far lasciare fuori dalla porta di casa, non fare una partita di chiacchiere con chi vi ha portato la spesa, e se no non funziona. Infine la metafora che racchiude la sintesi di questi giorni, preoccupante ma nitida. La prossima settimana avremo le turbolenze in volo. Io ve l'ho detto fin dal primo giorno, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo. Noi vi portiamo dove dobbiamo andare. Sappiamo che atterreremo, però sappiamo che di mezzo avremo tanto brutto tempo e la prossima settimana sarà una delle peggiori. L'Uso 3 Serenissima prosegue con il piano dei tamponi 1300, quelli effettuati sul personale sanitario. Allora vediamo un po' di numeri, perché a Chioggia sono stati effettuati già tutti e 189 i tamponi. Al distretto di Mestre sono stati invitati per effettuare il tampone 554 operatori sanitari. Ieri sono iniziati i tamponi su 602 persone, di cui 242 medici, 310 farmacisti e dipendenti delle farmacie e una cinquantina di operatori delle segreterie, anche delle medicine di gruppo. Nel distretto di Dolo Mirano sono state organizzate 4 giornate per effettuare i tamponi al personale sanitario del territorio. Tra ieri e oggi ne sono stati eseguiti circa 250. Nelle prossime 2 giornate che saranno organizzate lo screening verrà completato. E adesso le ricadute, parliamo di economia per la nostra regione, quali possono essere le possibili ricadute di tutto quello che sta accadendo. Si parla di infiltrazioni mafiose, si parla di stretta
nell'accesso al credito. Sentite. La quarantena imposta all'economia dal coronavirus espone le nostre aziende a diversi rischi, alcuni dalle conseguenze potenzialmente molto serie e con i quali bisognerà necessariamente fare i conti nel post-emergenza. Oltre alla perdita di competitività, si temono in particolare due eventualità che potrebbero mettere in pericolo l'intero sistema economico veneto. Speculazioni economiche, infiltrazioni mafiose, due pericoli enormi, mortali per le nostre aziende, per la nostra economia. Dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo stare attenti che non arrivino magari dall'estero, che non arrivino aziende che vogliono comprare magari a prezzo di saldo i nostri gioielli di famiglia, così come dobbiamo stare molto attenti e il sistema veneto, il sistema italiano deve mettere una griglia pesantissima al pericolo di infiltrazioni mafiose. Marcato ha lanciato l'allarme intervenendo in collegamento alla conferenza di Unioncamere sulle prime ricadute dell'emergenza coronavirus sul sistema economico veneto. Il presidente regionale di Unioncamere, Mario Pozza, ha criticato la mancata tempestività dell'Europa sul rilascio di liquidità a favore delle imprese in crisi. I decisori europei, ha detto, si stanno prendendo 15 giorni di riflessione e intanto la crisi si acutizza. Così, ha concluso, si rischia la fine dell'Unione Europea. Quando c'è una crisi grande, potente come quella che stiamo vivendo noi oggi, il rischio che la criminalità organizzata magari si sostituisca al sistema del credito o acquisti pezzi interi della nostra economia è un rischio reale. Quindi tutti noi dobbiamo mantenere alta la guardia e impedire che la criminalità organizzata metta le sue mani sudice sulla nostra economia. I punti su cui la Regione, che ha inviato al Governo le sue osservazioni, prepara la risposta all'emergenza, si basano su credito, microcredito, sburocratizzazione e modifica dei criteri di ripartizione dei fondi europei. All'Europa si chiede di rivedere le regole per l'accesso al credito, per dare possibilità agli istituti di erogare i finanziamenti con maggiore flessibilità e la sterilizzazione del rating per le aziende costrette a chiedere la moratoria. Allora, in arrivo nuove mascherine da Grafica Veneta, 2 milioni, e poi ad annunciarlo da Marghera, il titolare Fabio Franceschi, c'è un grosso ordinativo che partirà per gli Stati Uniti. Rinnoviamo oggi un'ulteriore fornitura di 2 milioni di mascherine e stiamo valutando dove riuscire ad ottenere ulteriori supporti per portare ordini ulteriori di ulteriori 2 milioni. Di fronte a persone che in ospedale lavorano 18 ore al giorno e non mollano mai, vogliamo anche noi fare la nostra parte. Dalla sede regionale di Marghera della Protezione Civile, Fabio Franceschi rinnova, anzi raddoppia l'impegno di Grafica Veneta nella produzione di dispositivi anticontagio da coronavirus, annunciando la fabbricazione di un secondo lotto di 2 milioni di mascherine destinate alla distribuzione in Veneto e respingendo le polemiche sulla loro efficacia. Noi siamo il primo produttore di libri in Italia, il terzo in Europa, il quinto nel mondo. Cioè non mettiamo la nostra faccia in un foglio di carta igienica. Questi prodotti solo di sperimentazione e quanto segue ci hanno costato una follia. Però volevamo dare un prodotto che potesse essere una barriera all'altezza del ruolo. Mi dispiace che talvolta vedo i comuni in questo periodo stanno acquistando della carta igienica che stanno solo buttando via soldi. La mascherina prodotta a Trebaseleghe, sostiene Franceschi, è una barriera di protezione del 98% e pesa 200 grammi, quando la maggior parte di quelle in commercio ne pesa 60. La si potrebbe definire mascherina chirurgica, conclude. Le manca solo la certificazione, tanto che richieste di rifornimento sono arrivate da Spagna, Francia e Inghilterra, ma soprattutto dagli Stati Uniti, verso i quali partiranno diversi milioni di mascherine fabbricate in Veneto. È una mascherina che ha una barriera al 98%, quindi la si potrebbe tranquillamente dichiarare mascherina chirurgica di primo livello, però manca la certificazione. Anche noi ha fatto un po' male vedere che più di qualcuno diceva che era un pezzo di carta. Se il nostro è un pezzo di carta, il 97% dei prodotti che sono nei supermercati avete già capito che cos'è. Di loro ce ne hanno chiesti 500 milioni, però... No, aspetti, 500 milioni un editore e adesso produrremo qualche milione per gli uffici, ma non è il nostro lavoro, dicevo, ecco.
Intanto continua nel Comune di Venezia la distribuzione delle mascherine. Andiamo a vedere come sono messi, come stanno lavorando i volontari della Protezione Civile. Continua con numeri importanti a distanza di una settimana il lavoro di distribuzione di mascherine da parte della Protezione Civile veneziana. Oggi possiamo dire anche di aver consegnato nell'arco di una settimana circa 150.000 mascherine, tra terraferma e città storica e isole. Continueremo di giorno in giorno a fare questo lavoro, un lavoro molto importante, molto impegnativo, e quindi ringraziamo anche i nostri volontari di Protezione Civile che ne conta circa una settantina puntualmente impegnati. Questo lavoro ci ha portato anche oggi a fare una consegna di 56.000 mascherine, circa di cui 20.000 soltanto alle case di riposo, e lunedì continueremo con questo tipo di consegna. Le richieste che arrivano dai veneziani alla Protezione Civile hanno numeri importanti. Sono 280 le richieste che abbiamo avuto, prevalentemente per alimenti, quindi beni di prima necessità, e di cui 60 solo per medicinali. In tutto questo grande lavoro che parte da questo punto di smistamento, che poi si dirama su tutto il territorio del Comune di Venezia, i nostri volontari sono a volte in stretto contatto anche con quelli che sono i negozianti, ai quali diciamo di ricordarsi che oltre che per se stessi le mascherine devono essere date alla popolazione, quindi anche a chi semplicemente entra nel negozio solo per chiedere la mascherina. L'assessore D'Este, che segue passo dopo passo la distribuzione del materiale, vuole rassicurare la cittadinanza. La Protezione Civile c'è, abbiate pazienza, abbiate anche rispetto di chi a volte vi dice che la mascherina è terminata. Vedrete che a breve o il giorno successivo avrete modo di recuperarne qualcuno. È un momento particolare, quindi si chiede la collaborazione di tutti, così come chiediamo ai nostri cittadini di rimanere a casa, perché è seria la cosa, ma stiamo facendo tutti assieme un ottimo lavoro e vedrete che ne usciremo vincenti. Quindi forza Venezia, forza Veneto e forza Italia. Nel prossimo servizio, insieme all'assessore comunale Venturini, vi indichiamo alcuni numeri da contattare in base alle vostre necessità, una guida pratica per capire come muoversi in questo momento. Il Comune di Venezia ha messo a disposizione della cittadinanza alcuni numeri da poter contattare per le varie necessità in questo momento difficile sotto vari aspetti. Il primo. Abbiamo il numero unico del Comune di Venezia, lo 041 041, a cui far confluire tutte le vostre domande e richieste in termini di informazioni e di segnalazioni. Per le persone che avessero difficoltà nell'approvvigionarsi perché sole o in difficoltà a muoversi di casa, si chiami pure lo 041 041 e si attiveranno dei servizi di protezione civile o di supporto alle persone. È evidente che solo per reali necessità, e quindi se uno degli amici o dei parenti che possono aiutarlo, meglio, per non intasare questi servizi. Ci sono poi altri due numeri che possono essere di supporto a fasce di popolazione più fragili. Un altro numero importante riguarda il numero verde per segnalare situazioni di persone senza dimora in difficoltà in città, ed è l'800 58 92 66. Una volta chiamato questo numero verde si attiveranno poi i servizi sociali per intervenire con unità di strada. Un terzo numero importantissimo che il Comune di Venezia ha attivo anche in questi giorni è il numero del centro antiviolenza, a cui si possono rivolgere le donne vittime di episodi di violenza in città e nelle mura domestiche soprattutto, e possono chiamare lo 041 274 4222. A questo numero risponderà un operatore o la segreteria saranno richiamate per un supporto e un orientamento. Per le emergenze restano valide il numero del 112 e del 113, che sono appunto i numeri di emergenza, e quindi ci si deve rivolgere a loro in caso di situazioni di emergenza estrema. Allora sentite che cosa è accaduto in via Cappuccina a Mestre. Mentre usciva dal cancello con l'auto, un'infermiera è stata aggredita a sputi in faccia al termine di un turno di lavoro. Via Cappuccina a Mestre, dove il personale sanitario garantisce il servizio a centinaia di pazienti cronici e le urgenze dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì. La zona è notoriamente poco sicura, spesso frequentata anche da pusher. L'episodio ha scosso ovviamente tutto il personale del poliambulatorio. La referente ha scritto al sindaco Brugnaro avvertendo che se non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza l'attività potrebbe essere interrotta.
Finalmente vi diamo una buona notizia. Niccolò Gasparini è riuscito a rientrare a casa da Barcellona e raggiungere finalmente la sua famiglia che si trova a Meolo. Tornati ufficialmente a casa. Fine delle vicissitudini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ce l'ha fatta! Niccolò Gasparini, 21enne di Meolo, è riuscito a rientrare in Italia. Qualche giorno fa avevamo raccolto il suo appello e quello della mamma Paola perché lui, studente Erasmus, era bloccato a Barcellona insieme a un'altra studentessa di Silea, Martina, e non sapevano come rientrare a casa una volta giunti a Genova. Fortunatamente ci sono riusciti. Moro le valigie, fai un bel Vittoria. Eccoci qua. Ecco qua Niccolò finalmente a Genova, adesso 4 ore andiamo a casa, comunque è in salvo. Grazie a tutti. Sono veramente felice di essere qui e vorrei ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini. E ora potrà restare con la sua famiglia, un segno che dona speranza. Questo messaggio è rivolto soprattutto alle famiglie che si sono trovate nella nostra stessa situazione e volevo dire loro di stare tranquilli perché i vostri figli torneranno a casa ad abbracciarvi. L'idea di 3 giovani fondatori che hanno creato un portale, ovviamente completamente gratuito, in 12 giorni ha già registrato 1 milione di contatti. Vediamo. L'idea giunge da 3 giovani generosi e ottimisti, Pietro Antonini, Giovanni Liccardi e Gianpietro Gagliardi, che hanno scelto e deciso di combattere la grande pandemia con un sorriso e il servizio a chi ha più bisogno e si sente più fragile in questo momento. Si è partiti da una frase che ci ripetiamo spesso in questi giorni, anche per farci forza e trovare un incoraggiamento. Andrà tutto bene. È nato così il portale andratutobene.it. Provare a prendere un argomento complicato e sovraesposto mediaticamente come il Covid-19 e cercare di renderlo di facile comprensione a tutti. Questo avviene attraverso l'aggiornamento gratuito e 24 ore su 24 di dati e grafici sull'andamento della situazione in Italia. Tutto è rigorosamente gratuito. Italia Tutto Bene è un progetto pro bono, totalmente gratuito, all'interno del quale al momento lavorano circa una quindicina di professionisti del mondo del web e del marketing. Poche, semplici regole, ma chiare. Pensiamo che in questo momento le fake news siano un problema gravissimo. Muoversi all'interno del sito è facile. Una volta che si è avuto accesso si trova la cartina dell'Italia con la suddivisione delle regioni. Basta cliccare sulla regione per avere accesso ai dati, alle notizie e a tutti gli aggiornamenti che possano interessare. E nei primi 12 giorni di consultazione c'è già stato un boom di contatti. A circa 12 giorni inoltre dalla partenza del progetto, Italia Tutto Bene calcola circa più di 1 milione di sessioni all'attivo e il portale è in continuo aggiornamento, quindi conviene accederci per scoprire le novità. Grazie a questi ragazzi. Allora, noi abbiamo terminato le notizie che arrivano dal veneziano, vi lascio come sempre le previsioni del tempo e poi tra pochissimo invece le notizie che arrivano dal trevigiano. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Nuova perturbazione in arrivo domenica 29 marzo, tempo generalmente stabile, ma avvertiremo i primi effetti di un nuovo cambiamento del tempo. Nel dettaglio sul Veneto sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento, tuttavia nelle ore pomeridiane avremo più nubi sui settori montuosi anche con locali piogge possibili fin verso le pianure limitrofe. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, massime invece tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. E ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole al mattino, anche qui al pomeriggio però potremo avere qualche precipitazione, specie sui monti. Temperature minime sui 5-8 gradi, massime invece sui 16-18 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui inizialmente avremo bel tempo, poi il tempo peggiorerà con rovesci un po' dappertutto. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime sui 19. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.